ZTL non solo è stato prorogato il periodo di pre-esercizio al 15 settembre, ma il 15 settembre si valuterà se prorogarlo ulteriormente. Dall'attivazione del pre-esercizio è stato modificato l'orario di attivazione della ZTL per il sabato, portato alle 11 anziché alle 9, ed è stata data una mezz'ora di tolleranza per i mezzi che devono uscire. Per uscire si ha quindi tempo fino alle 11:30 prima che scatti la modalità sanzione, quando prima, in teoria, alle 10 doveva essere un fuori tutti. Sono state quindi accolte parzialmente le richieste di commercianti e della pescheria che la ZTL la vorrebbero alla vecchia maniera, quando c'era, ma era come se non ci fosse. La ZTL dovrebbe essere utilizzata per tutelare i residenti del centro storico, ma a sentire i commenti dei residenti, questo tira e molla non sembra essere a loro favore. Hanno pagato per registrare la vettura e se ne stanno pentendo. Chiaramente la ZTL non deve essere a sfavore delle attività del centro storico e quindi dell'economia cittadina, ma bisogna capire che centro storico vogliamo. Lo si è sempre detto, prima i parcheggi, e fino a quando i parcheggi non saranno sistemati e ce ne saranno per tutti, niente ZTL. Oggi, giovedì, giorno di mercato, per cui la ZTL a partire da molto prima delle 11, sarà stato pieno il Parco Unione? Purtroppo la ZTL è stata possibile grazie a risorse economiche che, se fossero state spese inutilmente, farebbero intervenire la Corte dei Conti, che si rivarrebbe sui membri dell'amministrazione, per cui, volente o nolente, la si deve mettere in moto nel modo più indolore possibile. Ma per quanto riguarda l'essere indolore, patiscono i residenti, molti dei quali si erano illusi di poter camminare in un centro storico libero dalle macchine. Patiscono i commercianti, anche quelli della pescheria, perché alcuni clienti e fornitori non potranno più passare a tutte le ore, tanto non ci sono controlli, e patisce il governo, che una soluzione a questo problema la deve trovare. Ha ora tempo tutta l'estate per verificare i flussi, trovare parcheggi e decidere poi. In questi 2 mesi di pre-esercizio non è cambiato nulla. Le auto hanno continuato a transitare e parcheggiare anche sulle fondamenta, anche a ZTL attiva, e anche in centro storico la scritta ZTL attiva non ha fermato chi entrava comunque anche prima, permesso o non permesso. Tot permessi alle attività, tot agli affittacamere, tot ai ristoratori, tot a chi porta i figli a scuola, tot a chi accompagna la nonna, ogni categoria ha pass a disposizione. Siamo sicuri quindi che tutto questo ambaradan abbia effettivamente un senso pratico e che poi la città offrirà un altro volto? Carne al fuoco, specialità carne. Sughi gustosi, tagli ricercati, ricchi panini e i capricci di mare. Dal lunedì al venerdì puoi scegliere anche l'ottimo menù carne al fuoco, diverso ogni giorno. Il tutto servito o take away. Carne al fuoco in Viale Umbria a Sottomarina. Perché seguo sempre io. Grazie, lei di dov'è? Allora, sono padovana, adottiva Chioggiota. Bene. Che ho sposato un chioggiotto e ho una locazione, quindi. Bene, ci fa piacere. Bene. E vi seguo comunque sempre. Grazie, su Facebook. grazie, gentilissima. Grazie a voi, buona giornata. Vuoi dire qualcosa? Vuoi parlare? No, niente, va bene, ok. Ciao ragazzi, buona giornata, ciao, ciao, ciao. Siamo diventati anche da parte dell'ONU, non dell'UNESCO, ma dell'ONU, un bene universale. Ma cosa? Chioggia? Un monumento? La torre di Sant'Andrea. Ah sì, bene. È un bene, anzi, universale della cultura. Ma questo chi lo dice? L'ONU, l'organizzazione dell'ONU. Bene. E metteremo fuori anche la. Sì, bisogna scriverlo, dai. Perfetto. Buona giornata, carissimo. Buona giornata a te. A te, caro. Sembra che questo giovedì sia un bel giovedì. Buongiorno, sì, eravamo partiti un po' in sordina? In sordina, sì, perché c'era un po' di nebbia, però adesso, visto che è spuntato il sole, la gente ha anche voglia di fare una bella passeggiata, dai. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e volevo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora
Fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. A tutti e ben arrivati a questo incontro che abbiamo organizzato, anzi che ha organizzato Confesercenti, in collaborazione anche con l'ente bilaterale Veneto. Quest'oggi si è tenuto al Parco Hotel in Sala Meeting un incontro organizzato da Confesercenti ed Ente Bilaterale Veneto. Per Confesercenti Venezia e Rovigo presente il vice direttore Michele Lacchini, il direttore Alvise Cagniello, la vice direttrice Sara Carraro, per l'Ente Bilaterale il consulente Beniamino Boscolo. Tema i finanziamenti che, nonostante da mare quello che era in epoca Covid si sia trasformato in ruscelletto, offre comunque opportunità interessanti da cogliere. Il folto pubblico era composto soprattutto da esercenti di attività balneari e commercianti e la presentazione, interessante nei vari temi trattati, ha dato informazioni sull'accesso al credito, sui distretti del commercio e sui bandi regionali. Informazioni interessanti e utili, dato che spesso l'imprenditoria ha necessità di poter ottenere una liquidità maggiore. Sono sempre maggiori le difficoltà in tal senso, le banche non si accontentano più delle garanzie canoniche, ma preferiscono sapere se un'azienda ha merito creditizio o meno, in pratica se ha la capacità di restituire il finanziamento ottenuto. Un'azienda su 4 in Veneto è ad alto rischio, spesso non riesce quindi ad ottenere il finanziamento per poter proseguire la propria attività, mentre una società di capitali su 3 risulta essere in perdita, dati del 2022. Proprio per verificare se i flussi di cassa della propria azienda sono sufficienti per ottenere un finanziamento bancario e soprattutto a che tipo di finanziamento si vuole accedere, che ci si affida ai servizi offerti dalle associazioni quali Confesercenti. Non si è parlato però solo di accesso al credito, ma anche al microcredito, per le quali le condizioni sono ben diverse. Interessante anche il discorso che è stato fatto sul distretto del commercio, un partenariato su legge regionale che vede capofila il comune affiancato dalle 2 maggiori associazioni di categoria, a Chioggia Confesercenti e Ascom Confcommercio. Gli attori siedono quindi ad un tavolo di confronto, valutano i bandi a cui poter partecipare, che possono riguardare investimenti sul territorio e sulla formazione degli operatori. Grazie al distretto del commercio si sono sviluppate nel nostro territorio iniziative quali Cosa bolle in pentola e Cichettando a Ciosa. Non sono molte le risorse ora disponibili, ma premiano anche le realtà che sanno aggregarsi. Sempre in quest'ambito si potrà cominciare a parlare anche di comunità energetiche. Per quanto riguarda invece i bandi regionali non facili da seguire, questi ora preferiscono premiare le innovazioni delle aziende in campo digitale, nell'universal design, favorendo l'accessibilità alle strutture e alle persone fragili, riservando aree e servizi di accoglimento e nel campo energetico. Sono queste le peculiarità premianti che danno punteggio maggiore a chi presenta le domande, come diventa premiante pensare a progetti che possano aggregare più attività con la volontà di dare un maggior sviluppo al territorio, investendo, dedicandosi a uno specifico obiettivo. Ha chiuso l'incontro Beniamino Boscolo, consulente per l'Ente Bilaterale Veneto, che offre una politica rivolta al welfare e sostenendo le aziende oltre che i dipendenti e i titolari d'azienda. L'iscrizione all'Ente Bilaterale è automatica e le opportunità che offre sono molte, sia nel campo aziendale con sostegno economico vuoi per le divise, per i presidi, per il sito web della ditta, che per gli occhiali o i testi scolastici o quant'altro nella sfera privata. Alla pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni si stanno sfornando le fragranti colombe pasquali, gusto classico e al cioccolato. Oltre alle golose paste, alle gustose torte e ai ricchi cornetti, le colombe di Sandro ti faranno gustare il meglio della pasticceria artigianale. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, Chioggia. Si conclude un progetto di 15 sottopassi ferroviari molto importante per la viabilità, per la sicurezza
stradale e un progetto da 14 milioni di euro che vede la regione assolutamente impegnata in prima persona. Questo è un territorio che esprime delle necessità anche a livello viabilistico, c'è il Portogalese ma poi c'è ovviamente anche il litorale. Lei ha ricordato la terza corsia, su questo quali novità ci sono? Sulla terza corsia si sta andando avanti per il tratto da Alvisopoli, che sono 8 km e mezzo da Alvisopoli a Portogruaro, e lì siamo a buon punto. E dall'altro invece abbiamo il grande tratto da San Donà a Portogruaro, che è un cantiere impegnativo che prevede oggi, conti fatti, mettendoci dentro anche il casello di San Stino e la bretella, da quasi 1 miliardo di euro, 980 milioni. C'è da dire dall'altro che si sta provvedendo all'allargamento dei 10 cavalcavia con l'abbattimento di 32 fabbricati acquisiti proprio per preparare, diciamo, la culla per il neonato e pensare di completare tutto questo itinerario di terza corsia in una delle autostrade più incidentose e pericolose d'Italia. Le sta venendo il callo alle mani, tante forbici si sta usando in questi giorni. Ma le dirò che sono abituato, visto e considerato che in questi anni noi abbiamo messo i ferri in acqua molto spesso, abbiamo operato, abbiamo programmato, progettato e quindi abbiamo solo che l'imbarazzo della scelta rispetto alle inaugurazioni. Oggettivamente non posso andarci dappertutto. Tra qualche giorno avremo Trissino, 2 grandi bacini a Trissino, altra grande inaugurazione di opere che io ho voluto fin dall'inizio. L'Aquila, città della cultura 2026, Treviso non ce l'ha fatta, c'è rammarico? Ma guardi, si rispettano i verdetti, quindi noi siamo assolutamente sportivi fino in fondo, siamo quelli delle Olimpiadi. Ovvio che non va gettato al macero il dossier, va recuperato e ci dobbiamo ripresentare un'altra volta. Prima o poi ce la faremo. Come è accaduto per il patrimonio dell'umanità nel 2019, piuttosto con altri diciamo, contest internazionali dove abbiamo insistito e alla fine abbiamo portato a casa i risultati. Ieri, anche oggi, decreto salva Zaia, leggi salva Zaia, lei si sente così male? Ma no, non ho bisogno di essere salvato, nel senso che leggo anch'io queste robe e probabilmente c'è qualcuno che usa queste fantasie facendo finta di non vedere che comunque quando si parla di terzo mandato c'è una pletora, un contingente di sindaci pauroso che non può più ricandidarsi, non mi risulta che non vogliano ricandidarsi e che i cittadini non li vogliano in tutti i partiti e dall'altro anche i governatori, perché fra l'altro oggi che non possono più ricandidarsi sono il sottoscritto, il presidente della Puglia Emiliano, il presidente della Campania De Luca, il presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini, il presidente Marsiglio che è stato appena eletto, il presidente Fontana, il presidente Federica, il presidente Totti e anche tra un po' anche il presidente Cirio. Quindi penso che, e mi fermo qui, non continuo con la lista. Ma tanto lei è il terzo mandato, per lei sarebbe il quarto, quindi... Ma guardi, io penso che vadano rispettati i cittadini, dopodiché il Parlamento può anche decidere che le uniche 2 cariche che hanno il vincolo di mandati sono il sindaco e il presidente di regione, ne prendo atto, però si sappia che tutte le altre cariche possono stare lì a vita. È un centrodestra, Presidente Zaia, che secondo lei sta un po' scricchiolando o sta tenendo? Perché io non sento scricchioli, penso che si debbano fare i progetti, si debbano fare le riforme nel rispetto dell'impegno che ci siamo presi con i cittadini. Una di queste riforme è l'autonomia. L'autonomia che i Veneti hanno voluto fortemente, 2.328.000 Veneti sono andati a votare per l'autonomia, adesso questo governo oggettivamente è l'unico governo che sta portando avanti questo progetto. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.